Ora poseremo gli stencil nel solito semplice modo. Segniamo sul muro dove andremo a posarli. Staccheremo la carta protettiva e, seguendo le frecce di registro, attaccheremo un pezzo dopo l'altro. Dallo stesso angolo stenderemo questo prodotto cercando di tirarlo in modo uniforme e senza lasciare grandi ed evidenti irregolarità. Osservate questo movimento, ripetetelo ed otterrete un risultato perfetto. L'arte di questa applicazione è in questo movimento. Procediamo fino alla fine del lavoro con grandissima velocità e semplicità. Ora togliamo lo stencil e il lavoro è ultimato.